Allora, allora, visto che qualche fenomeno dice che mi diverto solo se faccio fatica e pare che sia l'unico al mondo, sono da fare un giro. Quindi adesso per Gnegne TV intervistiamo un po' di gente. Allora, signorina, lei come si diverte di solito? Solo se pago fatica. Poi boh, attenzione, altri personaggi. Come vi divertite voi? Noi uguale. Uguale. Cioè? Se facciamo faccio fatica, fatica. cazzo. Ma siete congiunti? No, Sì. io no, io Io No. sì, siamo amorosi. No, io sono con le mani in Boh, mano. allora, per tutti gli invidiosi, per tutti quelli che non fa fatica, Gne 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 gne. e au revoir. Mamma mia, quanta gelosia. Allora, il mondo, sabato 24 aprile 2021, allora aprile, mese del Ramadan e mese della Pasqua. Ho scoperto che nel mondo ci sono più di 10.000 religioni o movimenti religiosi, tra cui ci sono i musulmani, ci sono i cristiani, protestanti, induisti, buddisti, c'è il movimento Rastafari, c'è Scientology, de tutto che esiste sto mondo. Non manca niente, no, perfino il movimento religioso dei fruttariani, che è, ostia, che è de tutto. Però, mi sto ricordando che qualche fenomeno dice che mi diverto solo se faccio fatica, e loro pensano, so, cosa c'è che può dargli a fare? Può dargli a magari inventare anche un movimento religioso, che ne so, il fatichesimo, no? Può dargli a rancurare un poco di apostoli e andare in giro per il mondo a spargere la fatica e il divertimento. Quindi ho caricato Milady e Xina dentro Shaggy, fammi vedere Milady e Xina dentro Shaggy, se noi busiari dice che sono busiaro, e adesso ci mettiamo in marcia per diffondere il fatichesimo. Quindi patate le mondo e au revoir. Questa che ve conto è una storia strana, che è una fattoria tra Ramon e Poiana, a par venuta fuori da una fiaba parputei, questa è a soccorte e tutti i suoi animali. Se vacche dentro a staia e anche tre vedei sul punaro che pitti la beati sui soschitti, ma che sei un animale che c'è un po' speciale e che ha un particolare che il nome so spiegare, e mi che penso e mi impegno e de notte anche a me un sogno e il porseo e porseo qua gamba del legno. Che se canni in mezzo a corte là che tende a situazione e sul recinto là in parte un musetto de nome John. Ma se è possibile che il dide un conscienza del terzo millennio, sti quattro cialtroni dei dottori fai ancora e protesi in legno. Ma che sei un animale che c'è un po' speciale e il gan particolare che non mi so spiegare, e mi che penso e mi impegno e de notte anche al mio sogno e se il porseo e così un bel dì che io domando al contadin e mi scusa una domanda, come mai senza una gamba? Ecco pronta sua risposta, e se il meglio tra i miei animali o mangiamo un tocco a volta che siamo tanto, ma tanto affezionati.
funda allora fadighismo o fadighesimo sparso per il mondo. Mamma mia, cosa penserà Dio? Ho provato a chiamare Dio, però era occupato, quindi ho chiesto all'amministratore delegato cosa ne pensasse, no, di questa nuova religione che ho in mente di diffondere per il pianeta, e questa è stata la sua risposta. Femo vedere all'amministratore delegato se noi busiari dice che su busiaro. Ecco cosa che mi ha risposto. Allora, per essere sicuro ho pensato quasi quasi chiedo anche al vice direttore cosa ne pensa. Femo vedere anche il vice direttore, se no i busiari ridise che so busiaro. Ecco la risposta del vice direttore. Quindi, dopo aver ricevuto l'OK, ho rancurato un poco dei discepoli e siamo andati a spargere il fadighesimo in giro per il mondo lungo il sentiero degli Eselini direzione Possagno. Dopo siamo andati per San Zenone degli Eselini, un bel giretto per strade e stradine, per poi concludere la grande in Valle Santa Felicita, la Valle Incantata. Quindi, un gnè patto telemundo, un gnè a busetto che nega tira il pacco, e non si fa così, e niente, alla prossima. Orwali Moon. Mamma mia, ma cosa ha detto? Un tatuaggio nel collo? Sì, perché al contrario di qualcuno che oggi mi ha accompagnato nella pedalata, moi preferisco avere un uccello sul collo che un uccello nel culo. Gne gne, gne gne, gne gne, gne gne, gne gne, gne gne.